L'appartamento al sesto piano dei palazzoni di residenzialità pubblica si raggiunge attraverso il parco popolato di alberi altissimi. Per raggiungerlo, una lunga camminata attraverso il corridoio coperto che porta dritto all'ascensore. Si arriva così a casa di Zawar, 76 anni, pakistano di origine, in Italia dal 1985. Nella sua vita ha fatto i lavori più svariati, abitando ora a Venezia, ora a Marghera, fino ad ottenere una casa pubblica nella quale ha cresciuto i suoi figli. Ora, nonostante numerose richieste, inserimenti nei bandi ATER e sollecitazioni per ottenere l'emergenza abitativa senza nessuna risposta, in quei pochi metri quadrati in un palazzo che avrebbe bisogno di una seria manutenzione, si trovano a vivere in 14, figli, nonni, nipoti. Una casa per tutti, come mai? Sempre casino per casa per tutti. Difficile, è difficile adesso questo momento. Come situazione di vivere, molto difficile. Gli uomini che fanno lavori troppo precari per potersi permettere un affitto e una situazione in casa diventata non più sostenibile, tra le esigenze dei bambini, lo spazio e l'igiene che vanno ad aggravare le condizioni di salute di Zawar e della moglie che soffre di pressione alta e depressione. Sul tavolo tutti i farmaci che in un giorno deve assumere. Io male di testa sempre, le loro difficoltà. Volevo aspettare che mia figlia trova una casa che è così tranquillo, che va a scuola, va a sistemare bene, vivere bene. Che io non posso mandare mia figlia via sulla strada, non posso. È papà, non posso mandare via. Basta che trovi casa, sono felice e tranquillo. Era anche stata fatta un'emergenza abitativa di cui quando è andata in commissione hanno detto che c'erano le cose, emergenze più gravi, che io non so quale più grave possa essere quella di una famiglia messa in queste condizioni. Quindi trovo assurdo che sia stata ignorata. Il problema qui è che non riescono ad ottenere l'emergenza abitativa, giusto? Gliel'hanno cancellata. Questa casa attaccato è vuota di un anno, vuota proprio, e un'altra casa vuota tutto. Qualcuno, anche amici miei, famiglia, dai entri in casa, io non vuole questo perché fuori legge. Noi rispettiamo qua, siamo rispetto ai italiani, no? Una legge italiana.